Ehi, benvenuto in un nuovo video del canale Labirintando con Yana. Io sono sempre Yana e Koga, la vostra Yana e Koga di fiducia. Come state, ragazzi? Allora, ho deciso per questo nuovo anno di fare martedì di live e venerdì di video registrato. Spero che possiate gradire. Io cercherò di mantenere questo accordo. Ci provo, ci provo. Cerco di fare del mio meglio. Mi auguro che voi stiate bene. Spero che questo anno sia iniziato in modo frizzante e interessante, esattamente come è successo a me. È stato un anno faticoso lo scorso anno, un anno impegnativo, un anno complesso, ma anche pieno di soddisfazioni. Ve l'avevo già accennato quando abbiamo parlato del vero capodanno, cioè settembre, cioè Capodanni per noi sardi. Però alla fine i crocevia sono sempre interessanti, quindi anche questo nuovo giro di sole lo mettiamo tra i crocevia. E ho fatto un po' di somme esattamente come ho fatto a settembre. E niente, dai, anche quest'autunno è andato bene, insomma, un pochino più a rilento, nel senso che mi sono resa conto che ero stanca da un punto di vista operativo e intellettivo, però sinceramente di fatto ho fatto un sacco di robe lo stesso. L'anno scorso ho pubblicato, cioè aiutato a pubblicare 2 libri, insomma, anche dal punto di vista lavorativo ci sono le soddisfazioni. Spero che anche voi abbiate tirato le vostre somme, che siate soddisfatti, che stiate bene e facciamo anche adesso, prima della sigla, un piccolo preambolo su cosa ci aspettiamo da questo 2025. Allora, com'è questo 2025? Io non lo so, ma ci sono tutte le premesse per essere un anno veramente molto interessante. Tanto per iniziare siamo passati al dispari, a ciò che è indivisibile, ragazzi. Quindi già questo aspetto secondo me è abbastanza importante, nel senso che comunque l'universo ci sta dicendo: guardate che è arrivato il momento di guardare dentro di voi, nel senso che non c'è più quell'aspetto duale del pari che ci porta a doverci per forza confrontare con l'altro. Non che il confronto con l'altro manchi, però non è, diciamo, un'attenzione totalmente focalizzata sull'esterno e sulle questioni speculari e duali. Quindi è un momento, diciamo, in cui è più stimolante dare uno sguardo interiore. Quindi proviamo a lavorare dentro di noi. Ho letto un po' di profezie su quest'anno, se ne sono sentite di tutti i colori, in generale cose anche parecchio interessanti, anche nel momento in cui si parlasse in termini controversi, nel senso che anche quando si sono fatte profezie non proprio diciamo armoniche, ma disarmoniche, di guerra, eccetera, eccetera, sicuramente si parla di cambiamenti necessari fondamentalmente. Quindi non lo so, mi sento che si tratta di un anno che in un certo senso segnerà dei grandi cambiamenti per le nostre scelte personali, dei grandi cambiamenti per i nostri percorsi personali, ma in linea generale ci saranno degli scossoni interessanti anche per le egregore. Egregora che riguarda anche per esempio la questione annuale, cioè rendiamoci conto che il fatto di computare l'anno in termini di solarità ci porta assolutamente a far parte di un'egregora occidentale moderna, mentre gli antichi computavano in modo molto diverso. Ecco, quella egregora si è un po' avvizzita, cioè l'egregora delle vecchie computazioni lunari si è un po' avvizzita, ma vedo che comunque è bella sveglia lo stesso, cioè cerchiamo di lavorare anche in questo senso qua, cioè se proprio siamo costretti a lavorare con le egregore, lavoriamo un po' con tutte. Per esempio questo gennaio, il 13 gennaio, c'è stata la 13ª luna piena, tra l'altro quasi in concomitanza in termini di ore con l'unistizio maggiore. Dopo 18 anni e mezzo, infatti, la luna praticamente piena si è specchiata all'interno del pozzo nuragico di Santa Cristina, del pozzo sacro, non so perché ho detto nuragico, vabbè, mi è uscito così, poi sarà un archeologo a dirmi se ho detto una minchiata o meno, perché non sono sicura, vi dico la verità, nel senso che in termini di accademia non sono mai sicura di dire le cose giuste, ansia. Comunque si è specchiato all'interno, non so, è un bel segno, in linea generale si tratta di un bel segno, quindi non so, c'è anche un aspetto lunare molto forte, quindi la lunarità
è legato molto appunto all'energia femminile più profonda, è legato molto alla corporeità, quindi alla sensorialità. Potremmo dover lavorare molto sugli aspetti sensoriali. In questo senso, per esempio, io sto facendo il mio lavoro quotidiano che faccio da tanto tempo sulla sensorialità, ma mi sono messa anche in posizione di aiuto nei confronti di coloro che vogliono intraprendere un percorso di, diciamo, valorizzazione, di analisi della sensorialità personale. In questo momento ho, diciamo, un'allieva, mi piace chiamarla così, però il senso è quello, una persona che sta seguendo, una donna, una sorella che sta seguendo il mio corso, e io continuo a procedere anche con loro, nel senso che comunque mi fanno notare delle cose veramente interessanti. Parlo al plurale perché non è la prima persona, quindi c'è un continuo scambio anche con le altre. Così ve la lancio lì, perché in caso siate interessati ai miei corsi mi potete sempre contattare nell'email che c'è in descrizione. Che altro dire di questo anno? Non lo so, ragazzi, io consiglio sempre di cercare un attimino di aprirsi al mondo inteso proprio come aspetto, diciamo, energetico, cioè cerchiamo anche di seguire tutti quelli che sono gli influssi che veramente possono essere utili per il nostro percorso personale. Quindi quello che dico è, insomma, aprite i cuori. Io sto cercando di lavorare sul chakra del cuore, perché comunque è una cosa molto importante da fare, soprattutto quest'anno che sono i miei 40 anni, ragazzi, quindi assolutamente lo trovo necessario. Invito anche voi a fare lo stesso, ma non tanto sul chakra del cuore, cioè quello è il mio caso specifico, cioè lavorate insomma sulle ruote che ritenete opportune, ma insomma cercate di amarvi, perché non ci ama nessuno se non ci amiamo noi, quindi dobbiamo avere pazienza e ricordarci di quanto sia importante rivolgere lo sguardo verso di noi. Detto questo, che ho fatto una cosa molto sommaria, vi volevo dire questo aspetto che riguarda questo video di oggi. Allora, martedì ho fatto la live con Dagon che parlava di Lemuria e di Atlantide. Sono usciti dei discorsi molto interessanti. In questi giorni seguenti ho avuto dei feedback allucinanti da parte di coloro che l'hanno seguito, nel senso che coloro che hanno seguito la live poi di notte si sono trovati catapultati in cose molto particolari, e nei giorni successivi ugualmente chi l'ha recuperato poi ha trovato comunque dei riferimenti veramente interessanti per il loro percorso. Detto francamente, questa cosa vale anche per me, e quindi niente, ho voluto, diciamo, estrapolare un aspetto di questa live, che è la questione insomma di Akasha, che io chiamo la grande biblioteca, perché Akasha suona molto Kasha, che in sardo vuol dire cassa. E quindi niente, a me mi fa sempre ridere sentir parlare di una cosa così seria e importante chiamata come cassa, che da un lato è anche molto bello, ve lo dico sinceramente, nel senso che comunque la cassa è una cosa molto particolare per noi sardi, nel senso che per esempio mia bisnonna quando si è sposata aveva una cassa dove c'erano tutta la sua dote che poi avrebbe portato nella nuova famiglia. Quindi la cassa rappresenta proprio uno scrigno grande con tutte le doti personali. Quindi Akasha fa molto ridere perché ci azzecca parecchio, però mi fa sempre un po' ridere perché appunto questa assonanza che non è proprio quella mi porta a un po' di come posso dire, intorpidimento cognitivo che mi viene da redacchiare e non prendo seriamente le cose come sono. Quindi ho deciso di chiamarla la grande biblioteca, non oggi, la chiamo la grande biblioteca da molti anni, cioè dal giorno in cui mi sono fatta la tessera. E oggi ve ne voglio parlare, vi voglio raccontare questa cosa e confrontarmi con voi. Quindi vi racconto tutto meglio dopo la sigla! Eccoci, dopo la meravigliosa sigla, che ricordate la grafica è tutta fatta da Dagon Lorai, quindi cioè, lui è niente, sempre nel nostro cuore. Invece il montaggio è sempre fatto dal mio carissimo amico
Andrea Nardi, quindi ringrazio anche lui perché è sempre bene sottolineare quanto amore riceviamo in modo anche spesso totalmente gratuito, ma nel senso proprio anche energetico del termine. Ci sono persone veramente altruiste, persone di gran cuore che fanno le cose con grande amore ed è bene sottolinearlo. Allora, arriviamo a noi, perché io non so quanto ci sono giochi che chiacchiero e parlo così allegramente, come se fosse una live, è invece una premiere questa. Allora, la grande biblioteca, la grande biblioteca. Perché la grande biblioteca, Marta? Perché Dagon nella live ha detto è sbagliato chiamarlo registri? In effetti Akasha non funziona così, il termine Akasha, eccetera, eccetera. Allora, io sul termine Akasha non voglio entrare particolarmente perché dovremmo fare anche delle live successivamente con Dagon, quindi non voglio entrare in diciamo dinamiche di conoscenza che vi porteranno ad avere pregiudizio su quello che ascolteremo poi e di cui discuteremo successivamente. Io vi racconto la mia esperienza nei confronti di quel luogo, non luogo del tutto che comunemente attualmente riconduciamo al termine Akasha. Io la chiamo la grande biblioteca. La chiamo la grande biblioteca perché nel mio mondo da prima onirico e successivamente astrale ho codificato quel sistema geometrico di conoscenza e di energia e di sapienza che è appunto la grande biblioteca come una grande biblioteca. Noi possiamo darle tutti i nomi che vogliamo, è una nostra prerogativa di esseri umani di questo piano esistenziale, quello di dover decifrare in questo mondo dell'infinito, delle potenzialità, per poter portare a qualcosa in questo piano della realtà. Cioè noi quando andiamo in questo spazio non spazio, tempo non tempo, energia infinita, oscurità e luce contemporaneamente, che è appunto Akasha o la grande biblioteca, per poter portare diciamo gli elementi di consapevolezza che siamo andati a pescare, dobbiamo dargli una forma, dobbiamo dargli un codice che sia comprensibile sia per noi stessi, secondo la nostra storia personale, la nostra storia karmica, sia per gli altri con cui poi dovremmo condividere o vorremmo condividere le nostre esperienze, conoscenze, sapienze, eccetera, eccetera. Ecco, in quello spazio lì noi siamo tutto e niente, perché lo spazio non esiste, il tempo non esiste, eccetera, eccetera. Infatti Dagon ha detto, anche sbagliato chiamarli registri, ma semplicemente perché non hanno una forma, cioè quello spazio realmente per ciò che è tutto e niente, però tendiamo, scusate, a dargli appunto questa forma qua perché abbiamo necessità di trovare un codice che sia chiaro anche per noi. Però sui registri akashici ne parleremo successivamente perché ho tutta l'intenzione di invitare assolutamente Serena Pataro a parlarne perché per me è la persona in assoluto più seria che affronta questo argomento, cioè non c'è un'altra persona secondo me altrettanto seria che affronti l'argomento, ma non tanto perché non esiste nel pianeta, io non ne conosco altri, l'universo mi ha palesato lei e lei ha soddisfatto tutti i miei delle cose che non mi tornavano, i dubbi su questo argomento qua prima che la conoscessi. Da quando la conosco sinceramente tante cose hanno preso una consapevolezza diversa dentro di me, una visione molto diversa perché lei è una persona molto seria e metodica nell'affrontare argomenti seri che necessitano di metodo e quindi poi ne parleremo più nello specifico per quanto riguarda questo tipo di metodo con lei. Io vi parlerò di quello che è stata la mia esperienza in questo senso qua. Allora, ritroviamo diciamo insomma dei riferimenti in tutte le culture riguardo questo, no? Quindi non so, il mare interiore, il sé superiore, insomma, ne abbiamo visto di tutti i colori riguardo appunto questo luogo non luogo, questa entità non entità, che ci permette di sapere tutto immediatamente per sempre. Ok, il problema è poi riportarlo da questa parte qua. Per quanto riguarda per esempio i racconti della nuragheologia, si parla di grande specchio, il grande specchio. Ecco, il grande specchio
rappresenta un po' questo, forse il portale che ci porta, insomma, ad avere un contatto con questo. Quindi più che una grande biblioteca risulta essere un grande specchio. Ecco, io per quanto tutti coloro che mi seguono da tanto tempo, soprattutto coloro che hanno fatto il corso di sensorialità con me, sanno benissimo quanto io dia grandissima e totale, fondamentale importanza allo specchio. Non lo ritengo lo strumento adatto per riuscire a rendere metodo la memoria. Cioè, per me lo specchio rimane uno strumento di analisi profondissima, quindi è, più che essere un database, risulta essere, insomma, proprio un programma di analisi in questo senso. Invece la libreria, la biblioteca, il libro rimane assolutamente lo strumento più efficace, soprattutto nella condivisione, perché poi lo strumento d'archivio assoluto è il bosco, è l'albero, lo sapete come la penso in questo senso. Quindi la memoria che va archiviata e tenuta nei millenni è assolutamente nel bosco. Ma nel bosco è molto difficile fruire di quelle conoscenze, cioè ci sono alcune persone che riescono, però poi trasportare da quella conoscenza che il legno ci condivide a condividerlo con altre persone diventa più complessa la cosa. Quindi il libro risulta lo strumento migliore, non per nulla, infatti, è fatto di carta che è fatta di alberi fondamentalmente, no? In questo senso qua. Allora, come si arriva in questa grande biblioteca? Per arrivare in questo spazio, uno spazio, tempo, non tempo, tutto, niente, ciao. Si arriva in tanti modi. Il modo classico è quello di arrivare attraverso una prima fase onirica iniziale. Dalla fase onirica iniziale si passa ovviamente alla fase astrale, così come vi ho raccontato mille volte nelle live in tante occasioni, ma c'è anche un video specifico che parla proprio delle questioni oniriche. Poi a quel punto ci si sintonizza, è la parola giusta, a una frequenza specifica e si arriva appunto alla grande biblioteca. Non è sempre facile arrivarci, cioè le prime volte diventa difficoltoso sicuramente parlarne e lavorare anche su questo piano della realtà, su questo tipo di diciamo di concetti, ma anche questo tipo di luogo non luogo, ci porta poi a ritrovarci lì con più facilità. E che non lo riconosciamo sempre, soprattutto non è detto che le volte che diciamo troviamo l'entrata per questa grande biblioteca riusciamo a capire che si tratta proprio di quel luogo non luogo, di quell'occasione, diciamo, di quel crocevia, e quindi tante volte nell'arco del tempo lo perdiamo in questo senso qua perché non lo riconosciamo. Lavoriamoci in un lavoro tra realtà e onirico. Piano piano cerchiamo proprio di diciamo creare le condizioni. Io per esempio nel mio mondo onirico mi sono creata una sorta di stanza che è una specie di anticamera a questa biblioteca, quindi un lungo corridoio con tante stanze, in ogni stanza mi porta in luoghi specifici, poi alla fine del corridoio io trovo l'ingresso per la grande biblioteca e ve lo dico francamente, nell'arco del lavoro onirico che poi diventa astrale una volta che mi ritrovo all'interno diciamo di quelle porte e sono ancora cosciente, se non rimango nell'onirico, sia chiaro. Non riesco ad arrivare alla fine del corridoio, nel senso che a volte tantissime porte attirano la mia attenzione per questioni di lavoro, per questioni di lavoro anche esoterico, e quindi non riesco sempre ad arrivare lì. Cioè, tutte le volte che io devo arrivare lì è perché vado dritta e voglio arrivare lì. Anche perché qual è la cosa bella di arrivare alla grande biblioteca attraverso l'onirico? È che tu hai la possibilità di lavorarci con molta più intensità. Nel senso che c'è un altro metodo per arrivare nella grande biblioteca. Io credo, ma questo me lo confermerà poi Serena a un momento opportuno, che sia attraverso il cambio di stato di coscienza fondamentalmente. Cioè mi è successo anche a me di farlo, però non so come lo fa lei, ecco, per questo dico me lo confermerà, però di fatto io riesco ad arrivarci attraverso un cambiamento di stato di coscienza. Quindi cosa succede? Che io entro in una diciamo in una vibrazione
che mi permette uno sguardo interiore sempre più profondo, fino a quando non trovo quella linea sottile che so che mi porta alla grande biblioteca. Lo senti dalla sensorialità interiore, che non è altro che una continua sinestesia di tutti i sensi esterni, no? La sinestesia non è altro che una figura retorica che diciamo fa connubio tra sensi e relativa sensorialità, no? Che ne so, un sapore giallo, ecco, questa è una figura retorica della sinestesia, per esempio. Ecco, dentro questo nostro mondo interiore è una continua sinestesia, cioè il sapore giallo è una cosa, diciamo, familiare in questo senso. Quindi quando stai entrando in questo stato di coscienza interiore, tu ti accorgi quando quella linea è il luogo, non luogo, in cui tu vuoi recarti. Quindi, cioè, se devo andare a fare una cappatina veloce, perché mi serve per un'informazione veloce, è un po' come quando vai nella tua biblioteca, no? Vuoi sapere se c'è a disposizione questo libro, se c'è un evento particolare. Allora tu entri in biblioteca, parli con la bibliotecaria o il bibliotecario velocemente, gli fai quella domanda, quello ti fa quella risposta e tu te ne vai. Ovviamente non vai lì bardato con penna, taccuino, con che ne so, il PC, eccetera, eccetera. Tanto devi andare lì, fare una cappatina veloce e te ne vai. Ma se hai necessità di fare una ricerca profonda perché hai da lavorare su un determinato argomento, quando vai in biblioteca ci rimani ore e ore e ore finché è aperta, no? Allora, considerate che la grande biblioteca interiore è aperta sempre, non esiste il tempo per cui questi bibliotecari sono sfruttatissimi, e quindi attraverso l'onirico ti puoi garantire appunto una full immersion maggiore. Full immersion maggiore ti porta a riuscire a portare da quest'altra parte più cose, no? Fondamentalmente è quello. Quando vai invece con un lavoro di meditazione interiore, di cambiamento dello stato di coscienza, hai a disposizione, per quanto mi riguarda, parlo per me, al massimo 2 domande, 3 esagerando, se insomma il contesto in cui ti trovi nella fase meditativa te lo permette, tipo sotto un albero, va benissimo, c'è anche 3 domande proprio tranquillamente senza problemi. Quindi cioè, bisogna anche valutare in questo senso qua. Io preferisco sempre l'onirico perché comunque hai a disposizione tanto tempo, puoi fare tante domande, insomma farti le tue mappe, le tue cose che poi puoi riportare da questa parte con molta più facilità. Allora, cosa succede? Come funziona questa cosa qua? Allora, tanto per iniziare, cioè, come si arriva proprio a incontrare questa porta della grande biblioteca? Allora, ve l'ho detto con i vari tentativi, perché la questione è riconoscere, quindi a un certo punto sentiremo proprio un collegamento profondo tra noi e questo tipo di forma che noi ci riporta come posso dire, all'estrema conoscenza, alla fonte, eccetera, eccetera. Nel momento in cui lo riconosciamo, anche perché ne abbiamo parlato tanto nella realtà condivisa, eccetera, eccetera, il primo impatto sarà molto forte perché avere a che fare con l'infinita conoscenza, la sapienza innata, e tutte quelle cose meravigliose che indicano il tutto, il divino, eccetera, eccetera, è un'esperienza abbastanza potente. E quindi al risveglio noi saremo abbastanza anche in preda a sentimenti complottisti. Cosa significa? Allora, ve lo dico questa cosa perché ne ho parlato con varie persone. L'ultimo feedback mi è arrivato, gli ultimi 2 feedback mi sono arrivati in questi giorni e mi hanno detto: guarda, mi sono trovata in questo posto dove avevo un taccuino, dove avevo una pennina, dove avevo un foglio. Niente, per me mi ha dato una sensazione molto forte di grande controllo, come se fosse un complotto tutto contro di noi. Un'altra persona, per esempio, mi ha detto: mi sono ritrovata in questa sala di controllo dove c'erano dei personaggi che
guardavano dei puntini allo schermo e mi ha dato una sensazione proprio di grande, appunto, controllo, gestione, manipolazione e insomma ho scattato il complotto. Allora, vi voglio rassicurare, le prime volte che si ha a che fare con questo ambiente, diciamo, un luogo non luogo che è la grande biblioteca, è così. È così, perché l'avere a che fare con questa fonte di conoscenza così grande ci porta a dire cavolo, ma quindi se dal lato interiore esiste questo luogo dove tutto è possibile, tutto esiste, tutto è già esistito, tutto esisterà, tutto contemporaneamente, ed è tutto lì, io sono lì in tutte le mie sfumature che mai riuscirò a capire, insieme alle sfumature di tutti gli altri, ci parte subito il raffronto con ciò che conosciamo noi nella realtà. Quindi tutta la nostra potenzialità lì dentro verrà vista come qualcosa di ombroso presente nella nostra realtà. Qual è la cosa ombrosa di una cosa come Akasha, come la grande biblioteca? Le questioni istituzionali, la burocrazia, fondamentalmente è quello. Quindi così come esiste un database con tutti i nostri diciamo i nostri dati sulla nostra vita, cosa abbiamo deciso, cosa abbiamo fatto, quante case abbiamo cambiato, il lavoro che abbiamo cambiato, a che ora siamo nati, dove, perché, chi erano i nostri genitori, bla 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 bla. Ok, esiste in questa realtà, intendo, esiste dall'altra parte il tutto, no? Quindi noi facciamo direttamente il collegamento a questo, cioè oddio, se questa roba ci controlla, immaginiamoci quella dove c'è tutte le vite passate, le vite che ancora passerai, tutti i collegamenti karmici, bla bla bla. Fa una paura fottuta, la verità, questa cosa. Quindi le prime volte che si ha a che fare con questo, con questa cornice che chiamiamo la grande biblioteca, sarà così. La sensazione è quella, la sensazione di un controllo, di un complotto, va bene? Ora, si supera, è facile superarlo, bisogna lavorare molto nell'onirico per questo e molto nella meditazione, diciamo, nelle ore diurne volendo, ma anche nell'onirico, nelle ore diurne, secondo, diciamo, i consigli che vi ho dato nel mio video, ok? Cosa possiamo fare quando siamo là? Parlare con i guardiani, tanto per iniziare. Loro sono quelli che ci stanno sul cazzo subito, perché appunto noi pensiamo che ci controllino, ma in realtà sono delle entità preposte appunto al dialogo interiore, fanno parte di noi stessi, perché lì c'è proprio un gioco speculare iniziale. Sarà divertente, ragazzi, ve lo dico sinceramente, cioè parlate con questi guardiani, si manifesteranno in tanti modi, io non mi sento di dirvi il modo in cui si manifesterà, perché? Perché è molto personale, dipende dalla nostra storia personale in questa realtà, dipende dalle nostre storie karmiche, dipende veramente da tantissime cose e quindi non mi permetto di dirvi il modo in cui si manifesterà, ma ve ne accorgerete, comunque sono a disposizione per parlarne quando ne avrete bisogno, insomma. All'interno di questa biblioteca, che può avere appunto la forma di biblioteca, ma può essere un archivio, può essere una scuola. Per me è stata una scuola per un sacco di tempo, poi è diventata una biblioteca, perché mi sono rotti i coglioni di stare seduta nei banchi e di avere questo guardiano che era un insegnante, continuava a mettermi voti di merda, non ne potevo più, e lì sono la mia storia personale, e allora l'ho fatto diventare una biblioteca. In biblioteca c'è stato tutto molto più semplice, libero, insomma dipende da noi la forma, il codice che gli vogliamo dare per poter portare delle cose da questa parte. All'interno possiamo trovare un sacco di cose. Dobbiamo fare la domanda giusta, quindi lavorare per parole chiave, archetipi è sicuramente la cosa più importante, ci arriveranno delle conoscenze veramente importanti. Cosa troverete? Nel mio caso specifico si trova il mio libro personale, con tutta la storia della mia vita attuale, di tutte le mie vite, di tutte quante le vite di tutto il pianeta e l'universo, fino a che per sempre e senza mai, così. Allora, è un librozzo bello serio il mio, ma anche il vostro lo è. E quindi sarà complesso capire che cacchio tutto dobbiamo trovare lì dentro. Quel libro là ci è concesso sfogliarlo in tutte le sue forme, eccetera, eccetera, a parte la questione che dicevamo appunto nella live con Dagon, dove ci sono dei sigilli particolari, no? Che si torna veramente molto indietro negli eoni e lì bisogna aver fatto un lavoro specifico per entrarci. Quindi
In quei casi c'è un pochino più da lavorare, da approfondire, però ecco, non incapponiamoci su questa cosa, non vediamola come una sconfitta, ma semplicemente come uno stimolo a lavorare anche su tutti gli altri aspetti, anche perché voglio dire, questo libro è bello, bello cicciotto, ci sono tante cose, tra l'altro molte pagine sono in comune con altri, insomma, la cosa è abbastanza complessa e interessante, c'è tanto da studiare, tanto da lavorare. Ovviamente la soddisfazione non sarà la stessa di leggere un libro da questa parte, perché? Perché è scritto in un codice particolare che solo noi riusciamo a capire, ma non è detto che abbiamo raggiunto quello stato di coscienza adatto a portare quelle informazioni da questa parte. Quindi a volte è frustrante, Ti ricordi questo libro, tutto intarsiato, più cerchi di capire cosa c'era scritto, più era scritto in una roba impossibile da decifrare, oppure i disegni erano bellissimi e meravigliosi, ma tu non riesci a capire che cacchio c'era disegnato e quindi passi tutto il giorno a essere frustrato cosa sarà, cosa non sarà. Ecco, fluiamo, lasciamo fluire tutti questi aspetti perché arriveranno a un momento opportuno. Già solo per aver messo piede nella grande biblioteca avremo delle grandi consapevolezze, quindi è già importante aver fatto questo passaggio qua. Riguardo gli altri libri noi non li possiamo guardare. Se ci sono libri legati a noi, io per esempio vi dico sempre questa questione, i figli rimangono in delega fino ai 17 anni e ci sono anche delle proroghe in delega di libero arbitrio, intendo, e ci sono anche delle proroghe per quanto riguarda la madre, anche negli anni successivi finché non raggiungono una maturità del libero arbitrio, ok? Però non bisogna approfittarne, cioè non c'è concesso andare lì a frugare i cazzi suoi nei nostri figli. Sì, ok, in questa realtà li abbiamo generati noi bravi, ottimo, meraviglioso, ma non c'è concesso andare a frugare i cazzi suoi sulla grande biblioteca e questo ti porta ad avere dei problemi perché comunque c'è una grande polizia dentro la biblioteca, ci sono le leggi universali che non si possono assolutamente disobbedire perché non è giusto, è una cosa sbagliata, cioè volendo ci sono anche persone che insomma lo fanno, io lo ritengo una cosa inopportuna, ecco, sinceramente non lo trovo corretto anche nei nostri confronti, cioè nei miei confronti sapere le cose degli altri, voglio dire, poi li guardi, sai che vita di merda quella di Cassandra, no, anche no, ecco, lo trovo una cosa controproducente. E cosa troveremo in questi libri, anche quelli in delega? Tendenzialmente un sommario dove comunque ci sono tutti gli archetipi e le parole chiave necessarie a dare una risposta. Io credo che, ma ce lo confermerà, assolutamente Serena a un momento opportuno, è in quel modo che riescono poi a trovare delle risposte sulla questione. Bene, perché fare questa cosa? Per trovare input, cioè per trovare degli stimoli nel rapporto tra dentro e fuori, tanto per iniziare, risposte quando ci troviamo in crocevia specifici che ci danno dei dubbi atroci e ci passa la vitalità, ci passa la voglia di affrontare la vita in modo proficuo, armonico, ecco. Quello può essere un'occasione, ma anche perché è una figata avere tutti quei libri a disposizione e a volte su Akasha possiamo anche scrivere, ma questo è un altro discorso, ne parleremo in un altro momento. È importante anche chiedere supporto nei nostri momenti di grande confusione, proprio ai guardiani che sono comunque in un gioco speculare a parte di noi e loro sanno se non altro indicarci dove leggere le parole o i simboli adatti a noi. Per oggi io mi fermerei qua perché la questione è abbastanza intensa. Prima di chiudere ci tengo a dirvi questa cosa, ricordiamoci sempre che l'energia di gruppo sostiene ed è importantissima, ma il lavoro esoterico è personale, quindi non possiamo delegare il lavoro a un altro, non possiamo lavorare per un altro. È molto bello stare tutti insieme, tutto bello le congreghe, belle i circoli, belle le associazioni, meravigliosi gruppi, ma serve per l'intento, serve per la realizzazione di qualcosa di materiale in termini spirituali, ma per il lavoro personale ci siamo solo noi, siamo soli, tutti insieme ma soli, va bene? Ricordiamocelo.
Allora, io prima di chiudere volevo anche dirvi, mi raccomando, cercate di sostenermi per favore, condividete il link dei miei video, mettete mi piace, insomma, datemi una mano a supportare questo canale perché è molto importante. Io ci tengo tanto anche perché vedete che comunque condivido sempre con voi. Mi raccomando, suggeritemi nuovi argomenti da affrontare, io sono a disposizione assolutamente su questo aspetto qua. E anche non dimenticatevi, se potete, di fare delle donazioni perché mi servono per sostenere le spese vive del mio canale. Vi ringrazio moltissimo, vi abbraccio fortissimo, state tutti sempre pronti e fronti. Pronti e fronti è bellissimo, questo me lo scriverete, sono pronti e fronti. Pronti e forti ad affrontare questo 2025, vi abbraccio fortissimo, scrivete, lasciatemi commenti, vi aspetto anche sulla mail e vi abbraccio forte. In buono, a Zibi.